A 2 anni e un mese dal referendum, i veneti sono in marcia compatti verso l'autonomia o procedono divisi verso la meta? Se ne è parlato ieri a Villa Gritti a Stra, in un convegno organizzato da VenetiNet, movimento di professionisti e intellettuali presieduto dal professor Antonio Scipioni dell'Università di Padova e deciso a far valere le ragioni e i valori del Veneto. Ogni 7 leggi che vengono fuori in Italia, in Germania una, in Inghilterra 0,9, una forma di organizzativa che di fatto ci sommerge con tsunami burocratici e legislativi. Tra i molti interventi quelli di Renato Mason, segretario generale della CGA, del consigliere regionale di Veneti per l'Autonomia Maurizio Conte, di Iuri De Luca del Partito dei Veneti e dell'ex presidente del Consiglio regionale del Veneto Marino Finozzi. L'avvocato Renzo Fogliata e il professor Roberto Gris, nella loro relazione, hanno ricordato la storia millenaria di Venezia e la questione identitaria. La pretesa di una porzione del corpo elettorale, quindi i veneti non sono, cioè noi parliamo di popolo, ma ci rivolgiamo a un interlocutore che nega e radice questa nozione. Noi siamo una porzione del corpo elettorale. Veneti, come regione, come popolo, dobbiamo raccontarci agli altri, dobbiamo presentarci bene. Risulta un problema però a livello di relazione nel momento in cui l'interlocutore, cioè il ricevente del messaggio, ci considera una porzione elettorale. Il residuo fiscale e il confronto economico con la Germania nella relazione di Gianangelo Bellati. Avete visto il numero di funzionari dipendenti? Questo è rispetto alla media italiana, ma guardate che rispetto alla media europea siamo ancora meglio messi, perché la media europea è più alta della media delle regioni virtuose, fra cui c'è quella del Veneto. L'assessore allo sviluppo economico della Regione Veneto ha messo in guardia dal rischio di dividersi sull'autonomia in una fase molto delicata, in cui le aspirazioni indipendentiste schiacciate in Catalogna dimostrano che l'autonomia è l'unica strada percorribile. Ha chiuso i lavori del convegno di VenetiNet l'intervento del giornalista Oscar Giannino.